di Eagles, che sarà Gesteco SPA. Io come sempre tolgo meno spazio possibile a chi oggi parlerà di questo argomento, a cominciare dal Deus Ex Machina Davide Michaelis della Web. Ciao Davide. Buongiorno e ben ritrovati. Tanto vi chiedo un bellissimo applauso perché la situazione è importante. Siamo in tantissimi nell'assoluto rispetto, quindi ringrazio gli uffici comunali che stanno facendo ovviamente rispettare tutte le norme di sicurezza previste, quello che è il protocollo, ma veramente abbiamo dovuto lasciare quasi gente fuori. Questo significa che è il momento importante, significa che oggi presentiamo qualcosa di bello, che ha una grande valenza per il territorio, per la comunità cividalese, per lo sport friulano regionale, direi. Io come sempre ringrazio per l'ospitalità, in primis il sindaco Balloch, per il quale vi chiedo un grande applauso. Il sindaco, ciao Stefano, grazie per l'ospitalità. Io so che tu ormai sei a fine del tuo mandato, del tuo magnifico percorso come rappresentante, come numero uno, no? Perché nello sport si usa numero uno, numero due, ma tu insomma hai condotto questa comunità con grande maestria, non devo dirlo io, e adesso sei arrivato a fine del tuo percorso, ma stai dando una grandissima mano anche in questo periodo, quindi ti ringrazio di cuore e sono sicuro che sarai utilissimo a tutta la comunità in generale anche d'ora in avanti nella tua nuova vita, perché poi noi siamo tutti sportivi e ci piace tutti metterci sempre in discussione alla ricerca di nuove emozioni e di nuove sfide da vincere, dimmi se sbaglio. Però oggi sarà anche il grande giorno di quello che credo sia il più grande acquisto che ho fatto in questa campagna acquisti 2020, che è Adriano Lucci e la sua famiglia, per cui vi chiedo un grande applauso. Dopo, ovviamente, passeremo la parola ad Adriano come presidente e rappresentanza di tutto il gruppo Lucci, che ha deciso di sposare il suo marchio con un ritorno importantissimo, che ha una grande valenza, secondo me, sia sociale che sportiva. Questa realtà che è entrata a far parte della comunità cividalese, che andrà a caccia di risultati, di emozioni, di tutto quello che poi lo sport si porta in dote, ma poi magari presenteremo. Vedo anche qua il presidente della Polisportiva Massimiliano Giffoni, Max Fontanini, che sono le due realtà locali con le quali ci siamo sposati immediatamente. Però un grande applauso anche per Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, che oltre ad essere un super politico è anche un super amico del territorio, oltre che mio personale, ma questo vale poco, Mauro. Vale molto di più il fatto che insomma tu quando serve sei sempre presente, quindi ti ringrazio veramente di cuore. Poi avremo occasione magari di entrare nel dettaglio. Io vi chiedo anche, non so se siamo in par condicio, ma un grande applauso per la vice sindaca Daniela Bernardi, in bocca al lupo per la sua corsa elettorale, nel massimo rispetto anche in questo caso, e a Giuseppe Ruolo, che è stato, abbiamo già avuto modo di dirlo, l'assessore allo sport, abbiamo già avuto modo di dirlo, è stato decisivo in questa grande avventura che ci apprestiamo a vivere. Dopo entreremo nel dettaglio, però prima di tutto, Cindy, la parola a te come padrone di casa, ti ringrazio. Saluto tutti gli amici a casa che ci seguono in tantissimi in diretta Facebook, a te la parola. Sì, grazie Davide, buongiorno a tutti. Bene, hai detto, dopo 10 anni in attacco come primo cittadino sto per passare il testimone, ma lo passo seppur in un momento, come testimoniano queste mascherine, drammatico per il nostro paese, per tutti noi ancora. Lo passo, dicevo, in un momento difficile e drammatico, ma allo stesso tempo in un momento in cui la città di Cividale ancora una volta dimostra le energie giuste per affrontare il futuro. E in questo caso nel mondo dello sport, nel mondo che in questa sala porta oggi le energie migliori di ieri, del suo passato rispetto evidentemente a una disciplina sportiva che tutti noi amiamo, che diventano appunto in questa sala energie oggi e saranno energie, le migliori energie di domani, con i tanti giovani e con i tanti eventi che aspettano di trovare appunto il loro palcoscenico nel parterre del nostro palasport e negli impianti sportivi appunto di Cividale, che abbiamo messo a disposizione di questo grande progetto per il quale la città di Cividale ha investito molto in questi anni nell'ambito appunto di quelle che sono le necessità che al giorno d'oggi in particolare una pubblica amministrazione deve
garantire guardando appunto al futuro dei propri giovani, dei propri ragazzi, guardando al nostro territorio e guardando alle tante persone che sono qui presenti oggi e che hanno deciso di sostenere come mondo imprenditoriale, come mondo come dire, dell'associazionismo sportivo e istituzionale, il progetto che già qualche settimana fa abbiamo presentato proprio in questa sala nel cuore di Cividale per testimoniare appunto che questa città è orgogliosa di poter sostenere appunto questo grande progetto e al tempo stesso ringrazia nella mia persona in questo momento, ma ripeto in un momento in cui la città sta per cambiare guida, tutti coloro i quali hanno deciso appunto in questo momento di dare ulteriore energia al progetto di ripartenza della città di Cividale e io credo anche del mondo sportivo regionale. Dunque ai tanti rappresentanti qui presenti io credo che avrai modo di citarli per dare a ognuno il giusto onore nell'ambito di questa giornata. Il mio più grande ringraziamento, ma in primis il ringraziamento appunto speciale che la città di Cividale vuole fare lo fa alla famiglia Lucci, al gruppo Gesteco che si è fatto carico come dire, di capitanare i tanti sentimenti e le tante persone che, come dicevo, hanno deciso di condividere con la città di Cividale questo percorso. Grazie Adriano e complimenti ancora, e sicuramente Cividale saprà anche nel futuro riuscirà e saprà portare nuovamente alti i colori che ancora oggi appunto molti ricordano con i Longobardi in questa città essere stati un caposaldo dello sport di questa regione. Grazie. Grazie Sindaco per le parole sempre sentite molto belle. Allora io passerei la parola a Mauro, quindi Franco magari accompagni tu il microfono, poi come dicevi tu Sindaco ci sono altre persone da coinvolgere. Caro Mauro, ti passo la parola dicendoti questo: il progetto che andiamo a fare, che stiamo disponendo e sviluppando giorno per giorno, ed è entusiasmante nella sua evoluzione, avrà tante sfaccettature. Chiaramente c'è una prima squadra in Serie B, poi c'è una squadra in Serie C con gli amici Longobardi, avremo squadre giovanili, tanti giovani che giocheranno, avremo una parte sociale molto importante. Qui c'è Alberto Andriolo, un caro amico del basket, della comunità cividalese, ma in generale di tutta la comunità del basket, che capitanerà al Baschin, insieme a Targato Gesteco. Quindi avevo una squadra femminile, insomma, e poi poi speriamo di fermarci anche lì e di essere all'altezza. Soprattutto sarà un grande palazzetto che pulserà sport e pallacanestro. Vai. Grazie Vito. Siamo qui insomma ad affiancare questo progetto, che è un progetto che ha grande potenzialità e viene dimostrato dai tanti amici, ospiti che vedo oggi qui riuniti. Però ecco, mi sia consentito all'inizio, da uomo delle istituzioni, da rappresentante dell'intera comunità regionale, come Presidente del Consiglio regionale, rivolgere un grazie sentito a Stefano Ballo. Perché quando si conclude, io sono stato sindaco anch'io per 9 anni, quando si conclude, voglio dire, con un percorso impegnativo che poi appunto ha avuto la parte finale con questo problema che stiamo vivendo, che ancora non ci ha lasciato, bisogna che la comunità ecco, sappia anche ringraziare le persone che ci hanno messo passione, volontà, impegno, dedizione, intelligenza per il bene comune. Non è così scontato in un mondo nel quale eravamo forse abituati, oggi forse il Covid ci ha un po' svegliati, ad perseguire più il benessere personale, no? Essere un po' individualisti, e anche in tante attività sportive si vede un po' questo, cioè la ricerca diciamo dei presidenti, degli sponsor, più a una visibilità personale che a un progetto di comunità. E allora voglio dire, questo momento invece fa riscoprire, qui oggi io lo sto sentendo, il senso di comunità, e quindi è giusto che anche poi la comunità a un certo punto, a chi ha dato spassionatamente il proprio tempo, il proprio impegno al bene comune, perché la comunità persegue il bene comune,
è giusto anche che le istituzioni dicano grazie, abbiano questa parola di umiltà di saper dire grazie. Quindi grazie Stefano per il tuo impegno, e grazie a chi ha raccolto, Daniela, Giuseppe e altri, insomma, i tuoi collaboratori, il tuo testimone. Sono sicuro che lo porteranno avanti con la stessa dedizione, lo stesso impegno, lo stesso amore per la comunità. Poi, chiaro, Davide, il progetto è un progetto entusiasmante, è un progetto, dicevo prima, di comunità, non è un progetto di promozione unicamente di un titolo, di una persona, dell'ambizione di una persona, di più persone, e quindi recupera in qualche modo quel senso di bene comune. Quindi noi come istituzioni siamo molto attenti chiaramente agli successi sportivi delle prime squadre, ma siamo più attenti al movimento giovanile che tu riuscirai in qualche modo a coinvolgere. Parlavamo di 300 bambini nelle varie bambini e bambine nelle varie sfaccettature, avvicinarli al mondo dello sport, che vuol dire competizione, vuol dire in qualche modo giocare fin dall'inizio con quelle che sono le regole della vita, no? Che anche lì il successo si ottiene attraverso l'abnegazione, il sacrificio, quindi e anche il rispetto del gioco di squadra. Anche qui, diciamo così, comunità contro individualismo, no? Il basket è il gioco di squadra, non è il gioco del singolo. E quindi investire in questo vuol dire costruire poi la comunità del futuro migliore. Quindi il Presidente del Consiglio regionale non può che appoggiare coloro che portano, voglio dire, un contributo alla costruzione di una comunità regionale migliore per il futuro. Quindi, e lo fanno molte volte anche con grande passione, voglio dire, anche rimettendoci di tasca propria, no? Perché se parliamo dei giovani lì c'è poco da guadagnare, c'è molto da impegnarsi. Quindi anche a te va un grazie per aver fatto partire questa sfida, che poi vedo che naturalmente, perché quando poi si parla lo stesso linguaggio, vedo che tutte le cose poi si aggregano. Il Comune di Cividale è venuto incontro rispetto a una struttura sportiva straordinaria che trova nuova vita, e questi sponsor che nel momento di difficoltà investono proprio in questo senso di comunità di partecipazione, le istituzioni, i tecnici, insomma, ecco, è un bel esempio, voglio dire, proprio di questa trasformazione che io credo sia necessaria per la nostra comunità, altrimenti, guardate, o ci si salva tutti insieme o da soli non si va da nessuna parte. E poi ringrazio Adriano, cioè io conosco la famiglia Luci, pensavo prima con Cristina, circa più di 20 anni, insomma, ecco, per altre funzioni, era il 1995-96 quando abbiamo cominciato, e devo dire che sono sempre stata, ecco, una famiglia molto attaccata al territorio. Adriano ha anche avuto una funzione importante all'Ente Friuli nel Mondo, no? Che quindi la capacità di essere ambasciatore del nostro Friuli in giro per il mondo, e anche lui per questo ringraziamento. E poi chiaramente insieme a loro, main sponsor, a tutti gli altri sponsor, di questa, ecco, imprenditoria che investe su un progetto di comunità. E guardate, io credo che il ritorno, più che il successo sportivo, sia il successo di reputazione, cioè le aziende intervengono in progetti di comunità perché hanno come finalità aumentare la propria reputazione. E quale miglior biglietto da visita se la reputazione la aumentiamo quando perseguiamo il bene comune? Quindi in bocca al lupo a tutto e grazie, la Regione c'è. Grandi parole, grazie. Sei sempre straordinario. Tocca a te, Adriano, in rappresentanza della tua famiglia e del tuo gruppo, a te la parola. Beh, non vi nascondo l'emozione dopo 25 anni a essere qui a riparlare delle stesse cose in versione moderna, in versione aggiornata. Quindi sono veramente contento di essere qui insieme anche a una piccola quota della mia famiglia, a rappresentare il gruppo che vuol dare anche un segnale in questo senso. Vuol dare un segnale in quanto questa pandemia ha spento tante speranze, no? Allora io credo che bisogna cercare di guardare avanti. Il segnale che vogliamo dare è che bisogna guardare oltre, vogliamo guardare avanti e vogliamo guardare avanti con fiducia. Credo anche che sia compito delle imprese moderne, interessarsi del tessuto sociale, interessarsi di quello che avviene attorno alla fabbrica, perché non possiamo immaginare che fuori dalla fabbrica avvengano delle cose e all'interno della fabbrica avvenga esattamente il contrario. Ci sono famiglie e all'interno della fabbrica c'è una grande famiglia. Ci sono situazioni di tutti i tipi, giovani, meno giovani, persone anziane, persone con problemi. Quindi all'interno dell'impresa viviamo quello che è lo specchio della società. E se la società è una società positiva, noi ci auguriamo che anche le imprese, vedo qui con piacere Tofolutti della Faber, anche le imprese possano pensare di guardare avanti, perché l'attenzione al territorio, al tessuto è fondamentale.
E allora è proprio con questo spirito che noi ci siamo riavvicinati, e ringrazio Davide per aver così stimolato questo incontro, questo, se vogliamo, fidanzamento, no? Ci abbiamo messo anche poco tempo, per dire la verità, perché ci siamo capiti subito su alcuni elementi fondamentali per quanto riguarda i valori che vuole esprimere la nostra azienda. E allora abbiamo basato il nostro rapporto su 4 pilastri fondamentali più uno. Allora, il primo, progetto a medio termine, non un progetto a breve, neanche a lunghissimo, perché non è facile fare previsioni. Quindi il nostro impegno è per i prossimi 3 anni. E poi speriamo. Poi un progetto di territorio per i giovani. A me fa piacere proprio in questa occasione, grazie anche alla sua presenza, ricordare l'ingegnere Renzo Toffoluti, che per i giovani e sui giovani aveva puntato molto, e ricordo che al tempo ricordo che al tempo il suo impegno era principalmente, no, Ricobono, riferito ai giovani. Questo è un grande segnale. Il terzo pilastro, progetto di territorio, per cui i meno fortunati possano pensare di condividere i loro sogni. E qui mi riferisco al progetto di Alberto Andriola per quanto riguarda il basking. Un progetto molto importante che noi abbiamo sposato qualche tempo fa e che per me era una condizione fondamentale facesse parte di questo nuovo progetto. Il quarto pilastro, un progetto basato sui valori. Questi sono i pilastri sul quale abbiamo fondato il nostro rapporto e il nostro contratto, che sicuramente non verrà disatteso e che noi monitoreremo. Aggiungo anche che questo non è un progetto contro qualcuno, ma è un progetto per qualcuno. Anche questo faceva parte delle condizioni. Davide le ha accettate tutte, quindi queste sono le basi. Dicevo 4 pilastri più uno perché il quinto è Pilastrini, e quindi Coach Pilastrini, a cui auguriamo insomma di fare un grandissimo lavoro. Per questo avvicinamento al basket io non ne capisco niente, non ne ho mai capito niente né prima né dopo né durante, però mi ha sempre appassionato partecipare a questo spirito di squadra. E per questo voglio ringraziare in primis il sindaco, perché è sempre stato vicino alla squadra ed è sempre stato vicino alle associazioni del territorio. Ha fatto un grande lavoro, condivido quanto hai detto Pier Mauro, perché è stato sempre in prima linea. Poi devo ringraziare il mitico presidente Ricobono, che è qui oggi e mi fa molto piacere, perché lui ha dedicato una quota della sua vita al basket di Cividale, quindi questo gli fa sicuramente onore, è un grande amico. Devo ringraziare Alberto Andriola, perché con lui poi sono ritornato a passeggiare. E poi The Number 5, Carletto Nobile, che chiaramente ai tempi della Gesteco Basket ci faceva veramente battere il cuore, no? Io non credo di avere altro da dire. La nostra società ha deciso di partecipare, la nostra famiglia ha deciso di partecipare con questi valori, con questo spirito, e quindi ci auguriamo una buona stagione e delle buone stagioni. Grazie. Abbiamo scoperto che Charlie Nobile fa battere il cuore a qualcuno, faceva, perché mi sembra Charlie ormai. A dar ragione, caro Charlie, scusate, abbiamo una piccola sorpresa per te, Adriano. Tu hai citato il tuo capitano, noi rappresentiamo il grande valore che ha, oltre alle condizioni che tu hai detto, che più che accettate e condivise al volo, e che ci hanno portato a fare un matrimonio, un fidanzamento piuttosto veloce, c'è anche il fatto che Gesteco rappresenta la tradizione dello sport, della pallacanestro qua, che si vuole rinnovare andando verso il futuro. Quindi è bellissimo il messaggio che diamo in questo periodo. E c'è sempre Gesteco che sta in prima linea, di nuovo in prima linea. E chi è che può rappresentare questo passaggio di consegne meglio di Charlie Nobile, il tuo capitano? Quindi Charlie, in anteprima per te, Adriano, un prototipo della maglietta.
Poi chiaramente la maglietta si svilupperà con altri, però questa è dedicata solo a te ed è un prototipo. Grazie Carlo, poi magari... Scusa Charlie, eri capitato di una parola anche tu. Ora, vuol dire una cosa, che Carlo Nobile, oltre ad essere stato con me all'Apu questi anni, oltre ad essere un amico, lo sto morosando come avevo morosato solo mia moglie Ilo Tempore, e ci darà una mano in società, veramente lui è molto impegnato per la sua azienda, però il richiamo della foresta, Carlo Charlie, è sempre il richiamo della foresta. Assolutamente sì, devo dire che la Gesteco per Cividale è sinonimo di pallacanestro, perché a Cividale ci sono stati con la famiglia Luci gli anni più belli e più importanti della pallacanestro, ai quali sono legato da 1000 ricordi, da 1000 personaggi, da tantissime giocatori e amici che sento tuttora, da Lorenzon a Drusin a Gandolfi. Adesso dovrei continuare una lunghissima lista, perché con la Gesteco ci sono stati 6 o 7 anni di sponsorizzazione in cui io mi sono onorato di essere capitano, per cui quando ho saputo che Adriano e la famiglia ritornavano in pista, per me è stato un tuffo al cuore che ancora adesso mi emoziona, perché sono stati gli anni più belli della pallacanestro, sono nati i miei figli, è stato un periodo veramente dove io viaggiavo a 1 metro da terra. Adesso spero che queste emozioni che io ho provato altri le possano provare, e spero appunto che ritorniamo a quelli che ai successi di quell'epoca, in un palazzetto che, devo dire, era nato dalla spinta dei risultati della Gesteco, per cui speriamo di trovarci numerosi a tifare per la Gesteco. Una piccola sorpresa, ci tengo io a dargliela, però questa, se mi dai la maglia, Stefano, io vorrei dare un prototipo anche a te, sindaco, e te lo do io personalmente per tutto quello che hai fatto e per quello che io ti auguro tu farai anche in futuro. Sicuramente avete al palazzetto. Allora, va detto che Adriano, sempre molto lungimirante, non puoi spegnere il microfono perché se non fa eco, ha parlato della famiglia Tofolutti. Ecco, possiamo anticipare che Giovanni, cortesissimo, ha accettato anche sull'onda di questa storia di sposare il progetto giovanile. Quindi, se tu sei d'accordo, appena pronti, faremo una conferenza stampa nella tua azienda, che poi è bellissima, io non l'avevo mai vista, in cui presenteremo, perché insomma, tu sposerai soprattutto la nostra prima squadra giovanile, insomma, abbiamo tante idee, quindi quando tu ci darai il via verremo da te. Quindi grazie, perché anche la Faber, marchio importantissimo, scende in campo, e vi chiedo un altro applauso. Io ringrazio la Banca di Cividale, qui abbiamo il vicepresidente Stedile, ciao Andrea, che ha confermato la sua partecipazione e che sarà al nostro fianco, ed è molto importante che queste realtà così prestigiose, Gesteco, Faber, la Banca di Cividale, sposino un progetto che è un progetto di tutti. Veramente la comunità siamo venuti per starci, per sviluppare. Tu Charlie parlavi di 6 anni, intanto ne abbiamo 3, poi magari dietro 6. Però intanto facciamo partire la prima palla 2, facciamo giocare tutti. Quindi grazie anche alla banca per l'entusiasmo e la disponibilità che hanno dimostrato fin dal primo momento. Poi ci sono altre realtà, però oggi è il giorno di Gesteco, è giusto che noi non perdiamo di vista il focus. Andando un pochino a braccio, io poi vorrei, così magari vi alzate e salutate il vostro nuovo main sponsor e la sua famiglia. C'è Stefano Giovanpietro lì, che è il team manager, alzati Steve, così te li presento, Adriano. Poi c'è Stefano Witt, che è responsabile della logistica, c'è quel giovanotto che si chiama Luciano Freschi, alzati, ciao, ce la fai alzarti? Lui rappresenta una specie di storia della pallacanestro e purtroppo mi segue, per lui è un grande Ciano, è la pallacanestro. Salutiamo Luciano Ricobono, ciao. Dietro c'è il grandissimo Renato Monticelli, che dirigerà la parte sportiva. Ciao Renato. Che
chi è che non vede? Beh, Max Fontanini, eccolo Max, che è il presidente di Longobardi, questa grande squadra storica che torna in Serie C e che giocherà in Winners e che sarà anche un dirigente. Aspetta, poi c'è il presidente della Polipo, nonché patron, nonché, io non saprei come definirlo, Max Giffoni. Ciao Max, personaggio di grande caratura sportiva e umana. Dottor Pinatti, il nostro medico sociale, lo conosce Adriano? Mi sa di sì. Fabio Pinatti. Poi saluto, c'è anche Medvest là. Ciao, dov'è? Laggiù? Sì. Io saluto anche tutte le varie date giorno, ovviamente. Anche Pinato ha detto che non può essere qui con noi, sono tutti partecipi di questo progetto. Poi vediamo la famiglia Fontanini, l'ho vista. C'è Andrea Superina che sarà nato, ci sai Andre? Dirigente che ci darà la mano anche lui a livello di prima squadra. Benvenuto, anche lui grande baschettaro, ben arrivato. Filippo Carniello che funge da consulente tecnico. Ciao Pippo. Charlie Nobile che deciderà il suo ruolo, voglio dire. Dicevo timoroso più te Charlie che mia moglie ormai che tempi che furono. La famiglia Lucci la ringrazio. Alberto, 2 parole, ce le dici? Vai. Ho dimenticato, poi c'è Franco Canzani, dentro stampa, non ho visto Daniele Muraro, responsabile marketing. Non ti vedevo Daniele. Beh, per me che credo di essere stato l'allenatore che per più anni ha allenato Cividale, soprattutto nell'ultimo lustro, quando, come ho sentito prima, Cividale era riconosciuta forse come il miglior progetto che c'era in Italia, che era puntata sui giovani proprio del territorio. Ripartiamo da questa idea, quella di far lavorare i giovani del territorio. Capite che è un'emozione in maniera particolare sapere che il nostro lavoro che terminò come è terminato, quella squadra, quella società che avrebbe dovuto giocare al Palazzetto Grande, vede ricominciare questo entusiasmante progetto. Di nuovo, ecco, come se si fosse chiusa una parentesi, un lockdown, ecco, per Cividale, si riparte di nuovo con questa idea. C'è un grande progetto di nuovo, c'è una pallacanestro fondata sui giovani, sull'entusiasmo, sulla territorialità, e questo non può che farmi piacere, come credo possa far piacere a Sancio, a Giovanni Pauletti, a Desio Flebus e a Renato Fantini, che se fossero qui ancora con noi non farebbero, e credo che da lassù, ecco, ci daranno la loro benedizione. Essere qui per me con Faber, che era sponsor delle giovanili in cui io allenavo, in maniera particolare con la famiglia Lucci, Gesteco SPA, con Adriano in maniera particolare, legato a un nuovo progetto sportivo e di vita mio, che è quello del baskin. Baskin è uno sport inclusivo in cui normodotati, disabili, giovani, anziani, maschi, femmine giocano tutti insieme, perché c'è stato un cambiamento culturale, di filosofia sportiva, che così fortemente in 1 anno e mezzo con la mia associazione Zio Pino Baschi in Udine, che è sponsorizzata appunto anche dal gruppo Lucci, abbiamo fortemente voluto importare in regione. Credo che possa essere considerato per questo progetto, e lo spero, il vero fiore all'occhiello che corona questa nuova visione di modo di fare sport, di essere comunità, di dare la possibilità a tutti di accedere come diritto allo sport. Noi ci impegneremo su Cividale, naturalmente ci sono già 4, rubo un attimo di tempo perché per noi è importante avere questa visibilità. È già partito in Friuli Venezia Giulia un campionato il 25 di gennaio di quest'anno, dopo 1 anno e mezzo di lavoro, con 4 squadre, altre 5 sono partite a sviluppare delle squadre. La nostra associazione, attraverso il cofinanziamento della Fondazione Friuli, aprirà un altro centro a Spilimbergo, un altro a Gemona con la Facoltà di Scienze Motorie. Su Cividale eravamo già d'accordo con la società operaia che è entrata come partner culturale di cominciare a lavorare. Naturalmente capite che adesso
questo progetto ci si apre un mondo e quindi naturalmente poi metteremo i ferri in acqua. Abbiamo già in programma, quando avremo la possibilità, un torneo internazionale ospitando per esempio una squadra serba che siamo andati a costruire da loro, che non conoscevano questo sport. Abbiamo fondato una squadra a Šabac vicino a Belgrado e verranno a giocare appena sarà possibile, ovviamente sappiamo tutti per quale motivo. Ecco, vi ringrazio, vi chiederò naturalmente, perché faremo delle serate per spiegarlo, faremo delle partite dimostrative, di esserci accanto, di capire il valore di questo sport e di darci una mano nella divulgazione. Naturalmente il mio grazie va a Davide Mikalic e alla famiglia Lucci, che hanno capito e mi hanno invitato a far parte. Naturalmente non potevo che accettare in un posto dove ho lavorato tanto e ho lasciato gran parte del mio cuore. Grazie. Questo signore che sposta il microfono, Franco Terenzani, sarà il responsabile del settore giovanile, quindi voglio dire, ci darà una bella ciao Franco, buon lavoro anche a te. Adriano, ci tengo anche a dare il benvenuto in questo gruppo alla Goccia di Carnia, che è un marchio importante, che sarà il nostro fornitore ufficiale dell'acqua, quindi benvenuto anche alla Goccia di Carnia. Poi però mi fermo qua perché ognuno deve avere giustamente la sua visibilità. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, siamo a disposizione. Qualche giornalista, oppure insomma ci sono delle televisioni che faranno interviste, ma se qualcuno ha qualcosa da chiedere siamo a disposizione. Se no direi che, ok, sembra tutto chiaro, l'attività della squadra partirà ufficialmente il 7 di settembre, i giovani iniziano qualche giorno prima, quindi tutto il campionato inizierà la Serie B il 15 novembre, per quanto riguarda la Serie C stiamo vedendo, giusto Max? Forse qualche settimana prima, le giovanili anche, è tutto un pochino in fieri, però si va verso notizie positive. C'è la Supercoppa adesso di Serie A di basket che apre al pubblico. Le ultime Sindic dicono che l'ultimo protocollo parla di un 30% di pubblico accettato, no? Per noi sarebbe già voler dire mettere 1 migliaio di persone al palazzetto, insomma sono notizie buone. Guardiamo con ottimismo e fiducia, perché noi vogliamo portare gente a vedere la partita, vogliamo essere un punto di riferimento il sabato sera, ma tutti i giorni con l'attività che faremo il palazzetto sarà occupato H24, idem il vecchio palazzetto di Via Luinis, che adesso forse è Via Udine, ma per me rimane Via Luinis quando giocavo io, giusto Pippo, era Via Luinis, dove si giocherà la Serie C maschile, che ha scelto questa, insieme a Beppe, di questa soluzione anche per dare un po' di valore, perché insomma, si guarda verso il futuro, ma la tradizione ha un peso, no? È giusto, le radici. Beppe, a proposito, se puoi venire un secondo, se puoi apparire, Beppe Ruolo, se puoi, tanto non ti facciamo parlare. Due parole, siamo in par condicio, però 2 parole istituzionali. Un applauso all'assessore uscente. Quindi, insomma, tu da me. No, non posso parlare, però ci tenevo oggi ufficialmente, dopo che hai presentato tutta questa nuova grande famiglia che entrerà a far parte del panorama sportivo cividalese, consegnarti un simbolo che hanno tutte le nostre associazioni sportive. Cividale ha contraddistinto con un logo specifico la parte sportiva e abbiamo, diciamo, un mantra che sto cercando di portare avanti da 5 anni, che è lo spirito sportivo che noi abbiamo voluto infondere nella nostra città, che spero e sono sicuro che con la tua squadra riuscirai a far tuo, e ci piacerebbe che al palazzetto questa bandiera, insieme a tutti gli altri stemmi, sventolasse per far capire dove sono anche gli ospiti, dove sono arrivati. Bellissimo. Per chi non riesce a vedere laggiù, è impressa la frase di Nelson Mandela, dove dice che lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di ispirare, esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.
parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione. Nelson Mandela. Questo è il nostro spirito. Benvenuti a Cividale. Grazie Beppe, mi hai veramente emozionato. Noi siamo purtroppo dei vecchi romantici dello sport. Grazie anche a te Albe. Cercheremo di essere all'altezza di una grande tradizione, di portare Cividale il più in alto possibile con un progetto che diventi un modello non solo per i Friuli ma per tutta la nazione. Io ho questa ambizione, ma ce la faremo. Ce la faremo tutti insieme, ci divertiremo un sacco e creeremo qualcosa che sarà, di cui sarai orgoglioso. Adriano, non ti pentirai della scelta che hai fatto, te lo prometto. Grazie. Se non ci sono domande, liberi tutti, perché il dottor Pinazzo la mi mena, giusto Doc? Grazie, buona giornata a tutti. Se volete